A Pordenone Pensa con uno degli ospiti più attesi e più graditi, Vittorio Feltri, per parlare del suo ultimo libro Buoni e Cattivi, con cui dà le pagelle ai personaggi conosciuti da lei stesso in 50 anni di giornalismo. Allora, vediamo subito 3 nomi, così iniziamo dal primo, Matteo Renzi. Che voto gli diamo? Beh, a Matteo Renzi danno tutti un voto altissimo in questo momento, anche perché è reduce da un recentissimo successone. Poi non possiamo dimenticare che è riuscito anche a conquistare Palazzo Chigi, come noi tutti sappiamo anche in che modo. E in precedenza vinse le primarie. Insomma, uno che riesce a infilare 3 successi di fila così importanti merita un voto molto alto come politico, come tattico, forse anche come stratega e uomo di comunicazione. Però il voto dovrebbe tener conto anche non solo di ciò che ha fatto, ma di ciò che dovrà fare. Allora, ha fatto benissimo come uomo politico di partito, anzi non come uomo politico, uomo di partito. Ma come governante, a parte gli 80 euro, che sono una mossa geniale dal punto di vista propagandistico, io credo che non potrà dare risultati altrettanto importanti, perché il sistema italiano è fatto apposta per non essere modificato. Chiunque come Renzi voglia fare delle riforme si scontra inevitabilmente con un meccanismo di Stato e anche burocratico che impedisce di fare qualsiasi cosa. Chi è venuto prima di lui non è riuscito a combinare niente, Berlusconi per esempio. Allora il voto a Renzi come uomo di partito è alto, potrebbe essere un 7 e un 8. Come uomo di governo non possiamo ancora giudicarlo perché non ha fatto niente. Siamo in attesa che faccia qualcosa. D'altronde gli alberi si giudicano dai frutti, gli uomini dalle opere. Io le opere di Renzi per il momento non le ho viste. Ok, aveva accennato a Berlusconi, allora Berlusconi, il voto a Silvio Berlusconi. Berlusconi, per ciò che ha fatto nella sua vita come imprenditore e anche come iniziatore di un'esperienza politica direi rivoluzionaria, è stato bravissimo e merita un voto alto, potrebbe essere 9 o 10 addirittura. Ma come uomo di governo secondo me merita l'insufficienza perché non ha combinato molto, vuoi perché non gli piace governare e delega ad altri questo compito, vuoi perché l'ambiente gli è sempre stato ostile, vuoi perché ha avuto grandi giudiziarie non tutte meritate. Insomma, per un motivo o per un altro, come uomo di governo è stato scarso, per cui il voto a questo punto deve scendere e potrei dargli al massimo un 7, memore delle cose che ha fatto in passato, ma quello che ha fatto recentemente non è brillantissimo. E infine il collettore, almeno in parte, dell'antipolitica, Beppe Grillo. Beppe Grillo è un altro che merita un voto alto, perché dal nulla un uomo di spettacolo, un cabarettista, che riesce miracolosamente a costruire un movimento politico che ottiene i consensi che ha ottenuto lui, insomma non può non essere preso in considerazione. Merita un voto alto come uomo di partito, il suo, ma Grillo, le opere di Grillo, come se non ho visto quelle di Renzi, a maggior ragione non ho visto quelle di Grillo. Cosa ha fatto per ora? Non mi pare che abbia fatto molto, quindi gli do la sufficienza piena ovviamente, ma non posso dire che ha cambiato l'Italia, ha cambiato la sua vita e basta. All'ultimissima mi è venuto in mente adesso, Vittorio Feltri, che voto dà a Vittorio Feltri? Ma io non mi promuovo perché aspetto che mi promuovano gli altri. Grazie. E Pordenone Pensa ovviamente prosegue, dopo Vittorio Feltri ci sono tanti altri ospiti, tutto il programma è su www.pordenonepensa.it.